Io penso che la pubblicità istituzionale è mancata. Infatti se voi fate mente locale non esiste una campagna istituzionale di promozione dell'informazione, non sto dicendo del vaccino. Possibile che si legga in alcuni cartelli che nei ragazzi il rischio è zero? È quasi zero, ma non è zero perché noi abbiamo dei casi di ospedalizzazione. Possibile che si legga che abbiamo gli ospedali pieni di gente malata da vaccino? Non è vero. Troppa cattiva informazione, soprattutto via social, sta inquinando l'ultima parte di questa campagna vaccinale caratterizzata non solo dai Novax duri e puri, ma anche da quelle persone che hanno ancora dubbi e preoccupazioni, una percentuale che per Zaia va aiutata a capire. Ci sono una serie di fake news che non aiutano le persone, che io non definisco Novax, non aiutano quelle persone che giustamente per la fame e la sete di informazione assumono dal pozzo più vicino, che è quello della rete, che è quello del passaparola, che è quello della leggenda metropolitana. Il messaggio è già stato recapitato al governo per una campagna mediatica capillare. Lo dico perché io l'ho sempre proposto in quasi tutte le riunioni. Mi chiedo perché a livello nazionale si sia abdicato non alla promozione del vaccino, ma a un'informazione sui vaccini. Così Zaia, nelle ore in cui si dibatte sulla proposta di obbligo vaccinale generalizzato proveniente da più voci all'interno della CTS. Il dibattito non è oggetto di dibattito, cioè nel senso che al momento noi non stiamo discutendo di questo. Mai c'è stata proposta una riflessione sull'obbligo vaccinale. La mia posizione la conoscete. Libertà vaccinale quindi, con il presidente della regione convinto che l'obiettivo sarà comunque centrato a breve. Ci stiamo avvicinando all'80% dei veneti vaccinati, oggi siamo quasi al 78%, la chiudiamo dalle nostre proiezioni con la speranza di arrivare all'80% a 8 ottobre, come ho sempre detto. Ci sarà sicuramente, come si può dire, un ritorno di fiamma con l'apertura delle scuole, con molte attività.